A servizio delle persone più bisognose, il Banco Alimentare compie 30 anni, i dati confermano la povertà assoluta aumenta e coinvolge sempre più famiglie con bambini. Iniziati a Zoagli i lavori di ripristino della passeggiata a mare di Ponente, sbloccati 600.000 euro stanziati per il post mareggiata, ne serviranno il doppio per rifare la passeggiata di Levante. Chiavere bilancio in ottima salute, 23 milioni di euro di fondo cassa e 19 milioni d'avanzo. Sarà ridotto in parte l'indebitamento del comune, la restante parte sarà utilizzata per gli investimenti. Francesco denuncia il crescente nazionalismo che tralascia il bene comune. Il Papa chiede una rinnovata solidarietà internazionale nel rispetto della dignità umana e un'economia etica legata al bene comune. Giulio Romano, discepolo prediletto di Raffaello, al centro della prima conferenza della stagione della Galleria Rizzi di Sestri Levante, illustrato e spiegato il dipinto Morte di Euridice. Alla vigilia di Virtus Entella Carrarese parla mister Boscaglia. Per noi sarà la partita della vita, chiamati a raccolta tutti i tifosi biancocelesti. Una storia di sport e di amicizia che dura da 22 anni. Va in archivio l'edizione 2019 del torneo di calcio giovanile Micaela Basso, che ha coinvolto in Fontana Buona 4 squadre per ricordare la giovane arbitro. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Il Banco Alimentare compie 30 anni. In Italia la struttura organizzata capillarmente sul territorio ha risposto al crescente bisogno di assistenza primaria. La diffusione della povertà assoluta negli ultimi 10 anni infatti è raddoppiata a livello familiare e quasi triplicata a livello individuale. L'incremento della povertà colpisce sempre più gravemente le famiglie con minori e i minori stessi. Sentiamo. Il Banco Alimentare in questi anni ha risposto al bisogno crescente di assistenza raddoppiando i volumi di cibo recuperato dalla filiera agroalimentare. A questi si aggiungono gli alimenti provenienti dai piani di intervento sociale dell'Unione Europea e nazionali e quelli donati dai cittadini nel corso della colletta alimentare annuale. Una risorsa fondamentale per le strutture caritative convenzionate. Nel 2018 in Liguria abbiamo recuperato oltre 2.000 tonnellate di alimenti e distribuiti appunto alle 394 strutture caritative convenzionate che solo in Liguria aiutano oltre 55.000 persone. Donando il cibo alle strutture caritative, queste possono destinare le loro risorse sia umane che finanziarie per i propri scopi, quindi magari l'aiuto alla persona, l'aiuto alla ricerca del lavoro, il sostegno in tante altre forme. E poi l'altro aspetto è che del cibo che è assolutamente buono e che sarebbe destinato alla distruzione diventa una ricchezza perché acquista un valore sociale per tutte le persone che hanno bisogno, e questo è un aspetto che gratifica molto anche le aziende agroalimentari o i supermercati, cioè chi ci dona il cibo lo fa volentieri proprio perché non vede sprecato tutto il loro lavoro. Dal punto di vista educativo, come avete visto cambiare i rapporti in questi anni di presenza capillare sul territorio? Allora, intanto il tema dello spreco alimentare in questi anni è andato ovviamente aumentando, proprio la sensibilità verso l'eliminazione dello spreco. Quindi le persone sono più attente a questo, però certamente c'è ancora molto da fare. È vero, si spreca al momento della produzione, al momento dello stoccaggio degli alimenti, nella grande distribuzione, ma un grande spreco avviene nelle nostre case, e questo si può migliorare solo con l'educazione nostra. Per celebrare il trentennale del Banco Alimentare in Italia sono stati organizzati eventi in 30 città. A Genova domani nei magazzini di Bolzaneto Open Day con visite guidate e mostra fotografica a partire dalle 11. Dalle 16 gara del campionato mondiale di pesto al mortaio.
Sono state assegnate oggi le bandiere blu 2019 per le spiagge e i porti turistici con i migliori servizi e il rispetto ambientale. Sono 183 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 8 in più dello scorso anno. Le bandiere blu sono andate anche a 72 approdi turistici. La Liguria è la prima regione in Italia per numero di bandiere blu, sale a 30 località con 3 nuovi ingressi, Imperia, Riva Ligure e Sanremo, e guida appunto la classifica nazionale davanti alla Toscana che ha 19 località. Per quanto riguarda il Tigullio ci sono le conferme dei comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Lavagna, Moneglia e Chiavari. Quest'ultima località premiata ancora una volta per la sua marina, il porticciolo. Non è così invece per il porto di Rapallo, i cui danni subiti dalla mareggiata non hanno permesso di ottenere quest'anno il riconoscimento. E con lo sblocco dei fondi del post mareggiata sono iniziati a Zoagli i lavori per il ripristino della passeggiata a mare di Ponente, ma serviranno altri finanziamenti per poter mettere mano agli altri interventi nelle altre zone distrutte appunto dall'evento di fine ottobre. Vediamo. Sono iniziati la scorsa settimana e hanno già dovuto subire uno stop per la pioggia ed il mare mosso i lavori di ripristino della passeggiata a mare di Ponente a Zoagli. Con lo sblocco dei 600.000 euro stanziati per il post mareggiata, la cittadina del Tigullio ha potuto mettere mano alla sua perla, la splendida passeggiata a picco sul mare che per la parte di Ponente collega il centro del paese con alcune attività. Per questo il tratto di passeggiata ad ovest del centro è stata privilegiata nei finanziamenti. I lavori consentiranno la completa ricostruzione di quello che il mare ha distrutto la notte fra il 29 ed il 30 ottobre. L'aspetto finale sarà identico a quello precedente. Un piccolo tratto è già stato ricostruito, ma al momento la passeggiata resta comunque chiusa in attesa del completamento dei lavori, per i quali molto probabilmente ci vorranno un paio di mesi. Le strutture ricettive turistiche che si trovano nella zona potranno quindi poi effettuare i lavori di sistemazione e riaprire. La prima parte dei finanziamenti consentirà, in realtà, di coprire solo una piccola fetta dei lavori necessari per sistemare quello che la mareggiata ha distrutto a Zoagli. Serviranno ancora 1.300.000 euro per sistemare la passeggiata a mare di Levante, che non ospita attività commerciali ed è stata quindi posta in secondo piano nei finanziamenti. Fra 15 giorni il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il conto consuntivo e in quella sede si vedrà se sarà possibile nelle pieghe del bilancio racimolare almeno una parte dei fondi necessari per questo e tutti gli altri interventi. Sulla lista infatti c'è anche il ripascimento delle spiagge, che sono andate perse in parte al 70%, in parte del tutto, e la messa in sicurezza dei moli. Andiamo sul sito di ANSA Liguria per un fenomeno spettacolare, fortunatamente senza danni. Si è registrato questa mattina nelle Cinque Terre e nel Golfo di La Spezia una tromba marina stamattina nel Golfo Spezzino. Lo stesso fenomeno è stato notato anche davanti alla costa delle Cinque Terre. Cielo grigio e pioggia hanno offerto ai turisti un panorama decisamente poco primaverili. Non ci sono stati registrati danni appunto per questo fenomeno. Torniamo nel Tigullio, verrà aggiornato alla tecnologia a LED l'impianto di illuminazione pubblica del comune di Lavagna. Con una spesa di 70.000 euro verranno sostituiti oltre 230 punti luce in diverse vie e piazze della città. Operazione questa che porterà ad un risparmio annuo nei consumi di energia elettrica per circa 30.000 euro. Grazie ad un finanziamento complessivo di 140.000 euro assegnato dal Ministero dell'Interno, oltre a questo intervento saranno sostituite le scale di accesso alla spiaggia sul lungomare Labonia in sostituzione di quelle danneggiate dalla mareggiata. In questo caso la spesa ammonta a 24.000 euro e la parte restante del finanziamento, circa 46.000 euro, sarà utilizzato per l'asfaltatura dei marciapiedi lato monte di via Aurelia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lavagna e Cavi Arenelle. I lavori in questione consentiranno di mettere in sicurezza questi percorsi che oggi presentano buche e sconnessioni che rendono pericoloso e difficoltoso il passaggio dei pedoni. E a Chiavari da lunedì chiude di nuovo al traffico corso Lavagna nel tratto compreso tra via Entella e via Cesare Battisti. Proseguono infatti le operazioni di pulizia dei condotti delle acque piovane. In accordo con i tecnici di Irenacqua Tigullio si procederà con la pulizia del canale detto dei Frati che attraversa appunto corso Lavagna e via Cesare Battisti fino a immettersi nel fiume Entella. A seguito delle ispezioni effettuate sono stati trovati depositi di materiale compresi tra i 60 e gli 80 centimetri che devono essere rimossi per facilitare
evitare lo scorrimento delle acque nel canale. E nuova chiusura al traffico programmata questa volta a Rapallo per il ponte Carristi d'Italia. La circolazione veicolare e pedonale sarà interdetta nei giorni 6, 7 e 8 maggio dalle 7 alle 18. Questo per permettere la prosecuzione dei lavori per la posa delle tubature dirette al nuovo depuratore in località Ronco. I lavori sono eseguiti dalla ditta Siteco. Il provvedimento sarà reso noto anche con l'installazione di cartelli nella zona. Per la politica amministrativa ancora, dal punto di vista economico-finanziario, il Comune di Chiavari è in ottima salute. Nell'ultimo anno il fondo cassa ha avuto un incremento di 3 milioni di euro. Il tema è stato affrontato nell'ultimo Consiglio Comunale. Sentiamo. 19 milioni d'avanzo d'amministrazione, 23 milioni di fondo cassa. Sono le cifre su cui ruota la gestione economica del Comune di Chiavari emerse nell'ultimo Consiglio. Un bilancio in salute, addirittura, spiega il sindaco, nell'ultimo anno il fondo cassa è salito di 3 milioni. L'avanzo verrà così ripartito: 8 milioni vincolati per legge al fondo crediti, 3 accantonati come riserva, 1.200.000 euro circa per estinguere una parte di mutui e ridurre l'indebitamento. L'indebitamento di questo comune non è eccessivo, però ci ritenevamo, data la consistenza dell'avanzo d'amministrazione, di poter dedicare una quota quest'anno alla riduzione. L'anno prossimo contiamo di intervenire nuovamente e arrivare alla fine del mandato di questa giunta con una riduzione completa, con un'eliminazione dell'indebitamento. Ciò produce ovviamente, oltre a rendere l'ente da un punto di vista economico-finanziario più solido, consente anche minori spese in termini di restituzione annua e di interessi. La rimanenza sarà usata per gli investimenti. Una parte di questi è già stata approvata a dicembre nel bilancio di previsione. Tra i tanti figurano 1,5 milioni per la messa in sicurezza del Rupinaro e 300.000 euro per l'acquisizione del primo tratto della strada interpoderale di Caperana. Poi lavori di manutenzione di strade marciapiedi, asfaltature, incarichi progettuali, 150.000 euro per le piste ciclabili. Gli altri lavori invece sono di quest'anno, alcuni devono ancora passare in Consiglio. Prevista la ristrutturazione del padiglione del tè al Parco Rocca per 400.000 euro e il rifacimento del tetto del Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne con l'inserimento di pannelli fotovoltaici per 550.000 euro. Tra i progetti in itinere il sindaco ricorda quello per raddrizzare i pennelli delle spiagge, l'ampliamento del parcheggio a Caperana all'altezza del Bar Fox e infine l'acquisizione dell'area di fronte alle caserme per allargare la strada. Il Papa adesso, la preoccupazione per il crescente riemergere del nazionalismo, un nuovo appello a guardare i migranti non come un rischio ma come una risorsa e l'invito a proseguire sul cammino comunitario e di solidarietà rappresentato da molti organismi internazionali. Così il messaggio di Francesco ai componenti della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali riunita in questi giorni in Vaticano. Sentiamo. La Chiesa osserva con preoccupazione il riemergere un po' dovunque nel mondo di correnti aggressive verso gli stranieri, specie gli immigrati, come pure quel crescente nazionalismo che tralascia il bene comune. Sono le parole rivolte dal Papa ai membri della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali riuniti in plenaria. La Chiesa ha sempre esortato all'amore del proprio popolo, della patria, al rispetto del tesoro delle varie espressioni culturali, delle usi e costumi e dei giusti modi di vivere radicati nei popoli. Nello stesso tempo la Chiesa ha ammonito le persone, i popoli e i governi riguardo alle deviazioni di questo attaccamento quando verte in esclusione e odio altrui, quando diventa nazionalismo conflittuale che alza muri, anzi addirittura razzismo o antisemitismo. Sappiamo dalla storia dove conducono simili deviazioni, prosegue Francesco. Penso all'Europa del secolo scorso. Cari amici, è l'invito conclusivo. Vi chiedo di collaborare con me nel diffondere questa coscienza di una rinnovata solidarietà internazionale nel rispetto della dignità umana e del supremo bene della pace. E il Pontefice ha ricevuto questa mattina i membri della Fondazione Guido Carli e la giuria del premio intitolato al grande economista italiano. L'economia rende un servizio al bene comune solo se legata all'etica, che è misura universale dell'autentico bene umano. Queste le parole di Francesco, che ha puntato il dito contro le contraddizioni della società odierna. Sentiamo un passaggio del suo discorso. Tra le contraddizioni della società odierna vi è anche questa: da una parte si assiste al prevalere di criteri unicamente economici o finanziari
e di attività rivolte al consumo e dall'altra sempre più si manifesta l'incapacità di conciliare la giusta distribuzione del reddito con la valorizzazione delle prospettive dello sviluppo. È importante ribadire che l'economia rende un servizio al bene comune se rimane legata all'etica, che è misura universale dell'autentico bene umano. E ricorre oggi la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, incentrata sul tema giornalismo ed elezioni in tempo di disinformazione. Nessuna democrazia è completa senza accesso a informazioni trasparenti e affidabili, lo ha ricordato Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU. Un appuntamento il 3 maggio atteso per celebrare i principi fondamentali della libertà di stampa, valutarne il rispetto in tutto il mondo e difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e rendere omaggio agli operatori delle informazioni che hanno pagato con la vita il prezzo della verità. In Italia la Federazione Nazionale della Stampa, in collaborazione con diversi enti e organizzazioni non governative, anche del mondo cattolico, ha lanciato in questa giornata la campagna contro tagli e bavagli per chiedere alle istituzioni europee di impegnarsi di più per la libertà di stampa e per dire no alle minacce e alle aggressioni contro i giornalisti. È intervenuto anche Papa Francesco in un tweet, lo leggiamo insieme: abbiamo bisogno di un giornalismo libero al servizio del vero, del bene, del giusto, un giornalismo che aiuti a costruire la cultura dell'incontro. Queste le parole in occasione appunto della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Torniamo nel Tigullio, ha preso il via Seste Levante la stagione delle conferenze organizzate dalla Fondazione Rizzi. Il primo appuntamento è stato con l'esperto d'arte Paolo Bertelli del Museo di Palazzo Ducale di Mantova, che ha illustrato l'opera Morte di Euridice. Fa parte del patrimonio artistico della Galleria Sestrese e appartiene alla bottega del discepolo prediletto di Raffaello, ovvero Giulio Romano. Vediamo. È uno dei dipinti più antichi e preziosi che arricchiscono il patrimonio artistico della Fondazione Rizzi di Sestri Levante. La morte di Euridice, opera riferibile alla scuola di Giulio Romano, è stata al centro della conferenza che ha dato il via alla stagione di incontri della galleria ospitata nel palazzo di Via dei Cappuccini, che si affaccia sulla baia di Portobello. In particolare il suo autore, discepolo prediletto di un maestro del Rinascimento, Raffaello, del quale è ereditò la bottega alla morte avvenuta a soli 37 anni. Alla morte di Raffaello, 1520, lui diventa il capo della bottega fino al 1524 circa. C'è addirittura da pensare che molti quadri dell'ultimo Raffaello sono stati fatti insieme tra Raffaello e Giulio Romano, e persino noi storici dell'arte alle volte facciamo fatica a determinare dove finisce la mano di Raffaello, dove inizia Giulio Romano, questo per far capire la qualità del dipinto. E al discepolo di Raffaello è dedicata un'importante mostra che in autunno sarà ospitata nel Palazzo Ducale di Mantova, che per l'occasione riaprirà anche alcune sale chiuse dal terremoto del 2012. Un'esposizione che vede stringersi sempre più la collaborazione con il Museo Parigino del Louvre. La conferenza, promossa dalla Fondazione Rizzi di Sesti Levante, è stata come un'anticipazione di questo evento che ha voluto mettere in luce uno dei tanti tesori custoditi nella galleria. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare un'anticipazione perché abbiamo nella nostra collezione un'opera della bottega di Giulio Romano e abbiamo invitato quindi un illustre conferenziere, critico d'arte di Mantova, che appunto ci porterà a conoscere bene questa nostra opera. Il nostro compito è quello di valorizzare le opere che sono in museo, le opere che riguardano più secoli, dal 1400 al 1800. E a distanza di un anno dalla firma della Convenzione nazionale, il Comune di Chiavari e il FAI, Delegazione Portofino Tigullio, hanno organizzato per domani la manifestazione Il Parco della Cultura per far conoscere il Parco Botanico di Villa Rocca. Appuntamento con floricoltori, produttori, artisti, musicisti e intellettuali per scoprire uno degli spazi più suggestivi del Tigullio. Vediamo.
Il Parco della Cultura, si chiama così il primo evento che inaugura il mese dei giardini aperti, la serie di aperture eccezionali previste per tutti i sabati di maggio di parchi e residenze private del Tigullio ad opera del FAI, Delegazione Portofino e Tigullio. Lo spazio verde in questione, il primo, è quello di Villa Rocca a Chiavari, che per l'occasione ospiterà una serie di iniziative culturali e artistiche rivolte ai grandi e ai più piccini. Abbiamo deciso di fare un pomeriggio di festa al parco di Villa Rocca, quindi l'ingresso sarà gratuito per tutti e ci saranno diversi interventi a tema proprio all'interno del parco. Inizieranno alle 15 presso la serra vicino al museo, al Tempio Pompeiano, e si inizierà con il parlare di orchidee, che sono le regine forse di questo parco, quindi poi vi consiglio di visitare anche la serra delle orchidee. A seguire diversi interventi di tutte persone appassionate di questo parco, che gratuitamente donano il loro tempo per appunto la buona riuscita di questo evento. A conclusione del pomeriggio di festa, alle 18:30, l'Accademia Musicale di Chiavari terrà un concerto nel Salone Nobile di Villa Rocca, suonando tra gli altri strumenti un pianoforte dell'Ottocento. Sarà possibile poi visitare la mostra di acquarelli naturalistici dell'artista ligure Chicchi Baggiani, allestita all'interno di 3 sale del palazzo, visitabile fino a domenica 26 maggio. Durante tutta la manifestazione sarà possibile inoltre iscriversi o rinnovare la propria adesione al FAI. Nell'occasione della giornata del Parco della Cultura sarà possibile rinnovare l'iscrizione al FAI o iscriversi in loco a una quota promozionale di €15 per tutti i giovani fino ai 35 anni. Questo è un segnale importante anche che abbiamo voluto comunicare, perché ci teniamo che anche i ragazzi più giovani possano conoscere e visitare i luoghi sul nostro territorio, a iniziare da appunto il Parco di Villa Rocca. E uno sguardo adesso nella nostra agenda agli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Sabato 4 maggio, ultimo appuntamento per il ciclo Psicoanalisi e Pratiche Sociali. A Sestri Levante, alla Torre dei Doganieri, a partire dalle 9:15, Gianluca Carlini, psicologo dirigente del consultorio familiare dell'ASL 4 Chiavarese, affronterà il tema condividere e pensare la fragilità umana. Festa della lettura a Sestri Levante. In occasione dell'evento nazionale Il Maggio dei Libri, il Sistema Bibliotecario Urbano e la libreria Il Sentiero di Benjamin organizzano un parco di libri a partire dalle 16 al Parco Mandela. Attività ludiche, letture animate, mercatino del libro usato e uno spazio dedicato ai più piccoli. Sempre per il Maggio dei Libri, a Sesta Godano, conferenza di Enrica Salvatori e Letizia Chiti, che illustrano le indagini condotte in zona in collaborazione con l'Università di Pisa. Appuntamento alle 17 nella sala consigliare del Comune. E sempre alle 17 a Chiavari proseguono gli appuntamenti di Primavera Concerti 2019, organizzati dalla Filarmonica. Nell'Auditorium di Largo Pessagno, concerto dei solisti della Scuola di Musica della Filarmonica. Uni3 di Lavagna organizza una serata di beneficenza a sostegno della Casa Divina Provvidenza. Appuntamento alle 21 all'Auditorium Campodonico per un revival anni 80 con Sara Vergnano e altri ospiti musicali. Da lunedì 6 maggio a venerdì 24 maggio è possibile presentare domanda di iscrizione al Nido d'Infanzia Comunale di Rapallo per un mondo Unicef, che per venire incontro alle esigenze delle famiglie ha prolungato il suo orario dalle 7:30 fino alle 18 senza maggiorazioni sulle rette. Questa misura si aggiunge alla possibilità di fruire del servizio part-time mattutino o pomeridiano con riduzione della retta, che comunque viene calcolata in base al reddito ISEE. L'Open Day si terrà martedì 7 maggio dalle 9:30 alle 11. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare allo 0185 26 33 39. E siamo adesso allo sport, ultima di campionato per l'Entella in Lega Pro. Domani la squadra affronterà la Carrarese. Ultimi 90 minuti decisivi per il campionato. Per i chiavaresi l'imperativo è vincere e sperare in un risultato favorevole dal campo di Siena, dove scenderanno in campo la diretta antagonista della vittoria, il Piacenza. La sfida inizierà domani alle 16:30 allo stadio comunale di Chiavari. È stata definita da mister Boscaglia la partita della vita. Sentiamo.
Mister, ci siamo, ultimi 90 minuti di questo campionato, al Comunale arriva la Carrarese, le chiedo che settimana è stata, come sta la squadra? La partita sarà una partita dura, difficile, ma lo sapevamo già, ma noi siamo pronti, è la partita della nostra vita, è la partita dell'anno e quindi si va in campo per vincere e basta. La settimana è stata una buona settimana, finalmente una settimana tipo. E quindi niente, ci prepariamo a questo incontro di domani e naturalmente poi vedremo quello che succederà. Ripeto, per noi è stata una settimana tra virgolette atipica, perché è una settimana tipo. Dobbiamo, ripeto, cercare di arrivare in tutti i modi a 75 con la nostra forza e con l'apporto e il supporto del nostro pubblico, che so che sarà numeroso. Una stagione che è cominciata tardi a causa di un'ingiustizia, che poi ha avuto però un seguito molto importante con dei picchi davvero storici, la vittoria a Marassi, l'approdo all'Olimpico, le tante belle vittorie in campionato. Sì, oggi non è il momento di fare polemica, naturalmente è da ricordare il fatto che noi in 5 mesi e mezzo abbiamo fatto 39 partite, questo è un dato di fatto, un dato oggettivo, perché considerando il fatto che a gennaio per 15 giorni non abbiamo giocato, sono 5 mesi e mezzo dal 4 novembre al 4 maggio, sono 39 partite e in questi 5 mesi e mezzo abbiamo fatto delle cose straordinarie, a parte 72 punti e speriamo che siano 75 domani sera, abbiamo fatto delle cose straordinarie, la vittoria a Genova, l'approdo all'Olimpico e tutto il resto. Ripeto, abbiamo grandissima fiducia, grande fiducia in quello anche che succederà a Siena e naturalmente non dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a vincere la partita, perché non vorremmo avere poi il rammarico. Restare uniti, e poi lo ha detto subito nel post partita contro la Juventus Under 23, sarà importante questa volta giocare in 12 con la spinta del pubblico. Sarà una spinta incredibile quella dei tifosi, il classico 12° uomo in campo, non è retorica, non è che si dice così, ma la spinta del pubblico è determinante soprattutto in queste partite, quindi li aspettiamo numerosi perché la loro spinta sarà importantissima. Poi prenderemo tutto da sportivi e da professionisti. E restiamo a parlare di calcio. Ha compiuto 22 anni il trofeo Micaela Basso, il torneo riservato alle categorie esordienti misti, che si è svolto nel ponte del 1° maggio a Ferrada di Moconesi e Monleone di Cicagna. Organizzato dall'Unione Sportiva Calvarese, il torneo è stato come sempre un momento molto intenso di sport e di amicizia. È andata in archivio come una festa di sport e di amicizia la 22esima edizione del trofeo Micaela Basso, organizzato in Val Fontana Buona da Enzo Malatesta e dall'Unione Sportiva Calvarese, per ricordare la giovane arbitro della sezione di Chiavari morta in un tragico incidente. Micaela era una ragazza che era molto attaccata all'associazione, era molto attaccata e era anche una promessa. Ecco, diciamolo, perché Micaela era anche brava ad arbitrare, ecco. Era ben vista e seguita anche dalle società, da questa società. Allora Micaela era stata una pioniera, perché gli arbitri donna erano pochi e 3 sole ragazze avevano iniziato il corso nel nostro territorio. Oggi però c'è qualche ragazza in più. Sì, noi abbiamo 7 ragazze, ultimamente nell'ultimo corso abbiamo avuto 2 ragazze che sono iraniane, una già iniziato ad arbitrare, ha già fatto 6-7 partite di cui già 3 allievi, quindi vuol dire che riusciamo proprio a fare divertire, una si era infortunata proprio all'inizio e deve ancora incominciare, però è qui con noi, ha fatto da assistente a una partita e ha detto che non vede l'ora di incominciare. Per la cronaca strettamente sportiva, ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra del Villaggio del Ragazzo, che ha battuto in finale il Rivasamba ai rigori dopo un 1-1 alla fine dei 90 minuti e dei tempi supplementari. Il portiere Samuele Roffo, dopo aver parato un rigore, ha segnato quello decisivo. Perché questo torneo, vorrei sottolinearlo, è una festa, naturalmente manifestazione calcistica combattuta, perché sono state 2 giornate intense, sia ieri a Ferrada, e questo sono contento che abbiamo fatto le semifinali a Ferrada al Cristoforo Colombo e le finali al Piombo Roberto di Monleone. Abbiamo dato spazio alla vallata, diciamo, di proseguire questa manifestazione. Il ricordo è un po' amaro, però devo dire la verità che è una giornata così, e vedere giusto 2 giorni di sport come va fatto così con questi ragazzini qui, i genitori, tutto, che si comportano in un modo che difficilmente si vede nei campi sportivi, anche nel settore giovanile, è quello che mi fa un enorme piacere.
sono veramente grato a tutte le società che educano in un modo simile dei ragazzi che speriamo che lo siano e sono certo perché insegnando a questo modo qui lo saranno anche da grandi. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15 la nuova puntata di Noi Chiesa. Vediamo in anticipo i titoli della puntata. Servire la messa in silenzio per ascoltare Gesù ed entrare nella sua luce. È l'invito che il Vescovo ha rivolto ai chierichetti della diocesi nella giornata dei ministranti che si è svolta in seminario. La festa della Divina Misericordia, celebrata con particolare devozione a Carasco. La parrocchia di San Marziano ospita le reliquie di Papa Wojtyla e Suor Faustina Kowalska. La messa è stata trasmessa in diretta TV su Telepace. Sconfiggere l'idolatria oggi percorrendo le strade del Vangelo. Il rischio, infatti, è l'indifferenza alla fede. È il messaggio scaturito a Portofino dalle feste in onore di San Giorgio. Si è costituita una onlus per sostenere i lavori di restauro della cattedrale di Chiavari. Prosegue il lungo e delicato intervento per mettere in sicurezza l'edificio sacro, segno di fede e di speranza per il territorio della diocesi. La Chiesa come luogo di lavoro. Approfondimento sui temi della sicurezza nel percorso della scuola del clero. Occorre prestare attenzione alle norme per la sicurezza dei fedeli e di chi lavora negli edifici sacri. Si conclude così questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.